io vado più sul fatto, su quello che si può provare. Purtroppo di Caneva, degli atti della Resistenza, non c'è neanche una parola, e neanche dei suoi colleghi, quelli che lo hanno affiancato in questa unità di giustizia e libertà, in questa brigata di giustizia e libertà. Torniamo all'argomento. Io mi sono accostato a questo episodio e a questo personaggio in maniera del tutto scema di particolarismi, cioè senza pensare a immagini preconcette, senza pensare a soluzioni già fatte, senza pensare a parallelismi vari, anche perché non sono sicilianista neanche io, sono un appassionato di storia e mi racconto universitario che questo scorcio di storia patria era incompleto, non solo incompleto perché coperto dal decreto di Stato, e non solo incompleto perché di questo personaggio e delle sue avventure extra-indipendentiste, della sua cultura, della sua personalità letteraria e giuridica non si era mai detto molto, ma perché probabilmente ciò che c'era non era stato letto e giudicato con sufficiente attenzione. Questa storia, la storia di Caneva, il professore universitario che è anche antifascista e che ha dei metodi per comunicare la sua posizione politica e culturale stravaganti, cioè inseriva nelle note dei libri degli accorgimenti che facessero riflettere, cioè diceva cose estremamente contrarie nelle note rispetto a quello che diceva nel testo, ha avuto una vita subito del rasoio, ed è riduttivo dire che io mi occupo soltanto per i fatti di Randazzo, perché cerco di mettere a fuoco anche il resto. Una vita subito del rasoio che soltanto una psicologia un po' duale, quale io penso fosse la sua, avrebbe potuto consentirgli. La capacità cioè di portare avanti per 15 anni 5 alias diversi e ovviamente dà la dimensione di un carattere particolarmente predisposto psicologicamente, se no non sarebbe stato possibile. Quindi una psicologia duale, particolare. E arrivati ai fatti, al punto del discorso, cioè ciò che questo ci rappresenta, la strage di Natale, è una storia nota, ma nota poco, raccontata più volte, ma che ha avuto una portata esclusivamente in una nicchia di interesse. Il progetto è proprio quello di portarlo a un livello più popolare, quindi anche con un linguaggio più popolare. Ecco perché Riso parlava di segni, di tavole, di fomento, per essere più comprensibile, per essere più leggibile. È una storia raccontata dall'inizio dei fatti, dal poco dei fatti, attraverso varie generazioni di cronisti che nel riportare la storia del separatismo, che ovviamente io non posso parlare adesso, inserivano sempre qualche pagina sul fatto Caneva, sulla strage di Randazzo. E in una prima generazione di resoconti, questo episodio era raccontato in maniera molto semplice e lineare. Cioè, questo gruppo di eliti dell'esercito volontario indipendentista che stava acquartierato, un esercito che in realtà nella nostra cultura era più interessato all'aspetto, d'evidenza, di presenza, perché ancora all'attività politica rappresentava un certo pericolo, perché pescava nel campo della residenza alla Lega. Il 1945 è un periodo particolare della Sicilia, il territorio è ancora sconvolto, le libertà civili sono state ripristinate da poco, ma sono garantite da quelle persone che fino a non molto tempo prima c'erano ancora la maglietta del fascismo e c'era molta tensione politica e le campagne erano infestate di malviventi.
Questo era l'ambiente in cui si inseriva la realtà dell'esercito di Antonio Caneva, Mario Turri, si faceva chiamare così. Ora dicevo, questa prima generazione lo raccontava questo episodio in maniera molto lineare. Queste persone che si spostavano da Cetarò a Randazzo per un loro piano strategico si imbattono in un posto di blocco e questi carabinieri li mitragliano. Ci sono dei morti, qualcuno sopravvive, viene portato all'ospedale, ma muore di lì a poco. Dopodiché nel giro di 24 ore queste persone vengono seppellite a 50 km di distanza. C'è anche uno che era considerato morto che invece era vivo, in qualche maniera poi riesce a salvarsi. Ma in questa, diciamo, descrizione non si riesce a dare una spiegazione razionale del perché c'era stato questo seppellimento affrettato. Si poteva ipotizzare che si voleva evitare che si facesse un martire, ci fosse un pellegrinaggio, ma in realtà lì saremo di Pulcinella perché esistono al cimitero già registri di ingresso con l'ora in cui queste persone sono state entrate e simulate. Quindi gli indipendentisti avevano peraltro da fare che mettersi a fare un pellegrinaggio, quindi la motivazione doveva essere qualcun altro. Passa del tempo e assistiamo a una seconda generazione di resocontisti. Premetto che si tratta di giornalisti professionisti che hanno avuto una carriera importante, non si tratta di una storia improvvisata, sono tutte ricostruzioni molto attente per quello che si voleva sapere, ma era una realtà che era coperta dal segreto di Stato, quindi non c'era stata un'inchiesta della magistratura militare, ma non c'erano decretamenti, non c'erano fotografie, non c'erano fossili, c'era un esame autopsico molto semplificato. Questa seconda generazione di resocontisti, a metà degli anni 70, diciamo, però ha la possibilità di esaminare dei documenti che dovevano essere segretati, che invece in qualche maniera vengono alla luce. E sono stati anche pubblicati in un libro da un professore dell'Università di Palermo. Si trattava di rapporti di carabinieri che vengono giudicati fantasiosi, vengono giudicati artatamente predisposti per nascondere una certa verità. E allora la narrazione sembra assumere una giustificazione diversa. Sembra che da questi nuovi elementi che si vorrebbero discutere e analizzare si realizzi un altro tipo di verità in cui chi ha eseguito il posto di blocco non era solo, ma ci doveva essere assieme e ben nascosto qualche altra unità numericamente poco definibile, perché non c'era un riferimento tra colpi sparati e colpi andati a segno.